Cosa sono i sequeri? I sequeri è una preghiera che a me mi ha insegnato a dire fin da piccola, quando che avevamo necessità proprio importanti, ma anche quando che si perdia qualcosa di caro, si perdia, che so, anche in amicizia. È uno dei riti della nostra storia rurale. I sequeri miracoli in destra piave o le sequenze in pedemontana sono da sempre la preghiera per ritrovare le cose. Sequeri o sequenze sono in realtà la storpiatura del latino di Siqueris Miracula, preghiera dedicata a Sant'Antonio da Padova, che tra l'altro è il protettore di chi cerca cose o persone smarrite. La traduzione è Se cerchi miracoli e la recita in latino appartiene a quel libricino che non mancava mai nelle mani dei parroci di campagna. Erano le preghiere del primo mattino e il ricordo va ai bambini vestiti da chirichetti e al parroco con la tonaca e il tricorno, la berretta nera con le alette rigide e il fiocco in mezzo. Passo dopo passo, sulle strade tra i poderi e tra i profumi della rugiada e della natura, quelle preghiere erano per molti una melodia, considerando che il latino quasi tutti lo parlavano senza sapere in realtà cosa stavano dicendo. Ecco il perché della storpiatura dei sequeri e come più che una preghiera tra i campi trevisani questa litania venisse considerata la stregua di una formula magica e come tale era di esclusiva competenza delle donne di casa, ma non di tutte. Perché la donna ha un carisma femminile che si avvicina tanto alla preghiera, e sposate perché forse è la benedizione del matrimonio, le nostre nonne, le nostre mamme, perché solo loro ci radunavano da bambini per fare queste preghiere particolari. Questa è la traduzione in italiano. Se cerchi miracoli è come si infuga morte, errore, calamità, spiriti infami e lebbra. Ecco gli ammalati ergersi sani. Si distendono il mare e le catene, la salute e le cose perdute chiedono e ritrovano i giovani e i vecchi. Svaniscono i perigli, termina persino la miseria, lo attestino questi che lo sperimentano, lo dicono i padovani. La litania però per chi aiuti a ritrovare il perduto deve essere recitata in latino 13 volte. A quel punto almeno un risultato è assicurato. Succedeva che se era una roba smarrita si cercava finché si trovava, però è una preghiera che dà pace soprattutto perché cercare le cose, trovare le cose perdute si trova sempre nella pace. E dopo succedeva che le trovava perché se dice anche a Sant'Antonio da Barba Bianca fammi trovare quello che mi manca.